non solo l'aspetto delle immagini che abbiamo dentro, ma proprio l'idea che siamo abituati anche sia nella letteratura sia anche nel mondo cinematografico ai flashback oppure semplicemente ai cambi completi di scena, cioè c'è stata l'idea di avere quasi una telecamera che continuamente andava di qua e di là, prendeva qualcosa e poi andava subito da un'altra parte, si spostava. Quello è stato un po' uno dei pilastri, diciamo. Questo ricorre anche in certi passaggi sintattici dove vai sostanzialmente a forzare la classica sintassi italiana, trovando delle soluzioni più veloci, delle soluzioni più plastiche rispetto alle descrizioni che stai facendo. Quindi in questo quanto la tua esperienza di poeta è rientrata? Poeta nel senso di estrema sintesi, poesia nel senso di musicalità, poesia nel senso di ultima analisi per arrivare ad una descrizione di un certo tipo, più ancora di quella del novelliere. Questa domanda mi porta a svelare, ma credo che si fosse già capito, il mio affetto per la Sicilia. Perché io vengo da una terra, nonostante io vivo ormai da 30 anni fuori dalla Sicilia, il mio accento parla chiaro, io sono legatissimo alla nostra cadenza, al nostro linguaggio, alle tante varianti del dialetto siciliano che si possono trovare spostandosi da un punto all'altro della Sicilia, quindi la musica ci doveva stare in qualche maniera. Ed è strettamente legata al tema che dicevo della sintesi, quindi cercare le parole giuste che fossero ricche di significato per rappresentare in poche lettere, qualcosa che il lettore immediatamente diciamo, visualizzasse. E dall'altro poi c'era l'affetto per la mia terra, per cui il fatto di far parlare i personaggi con la loro cantilena, con il loro modo di strascinare le parole, ogni tanto lo strascico proprio della parola, della frase che però serve a dire qualcosa, no? Forse in questo senso Emilio è quello, tra virgolette, che si tiene un po', però quando poi vedi il suo vicino, quello che a te è piaciuto particolarmente, vedi che lì c'è proprio, lo vedi, di quei personaggi lì, quello che sta seduto sul balcone nel basso, che sta lì e guarda tutti e fa il social network d'antan, e lui è quello che vede tutto e lo racconta a tutti, quindi se passi da casa sua tu sai tutto quello che c'è nel quartiere, e lì ci vuole, perché un personaggio così non è che si mette lì a raccontarti le cose per mezz'ora, ti dice 3 parole e tu già hai capito cosa sta succedendo nel terzo piano della casa vicina, eccetera, eccetera. Quindi